primo numero a centrocampo per Bajrami, che fa correre da quella parte De Frel, velocissimo, 1 contro 1 di De Frel, palla dentro, Pinamonti non arriva al contatto, avrebbe potuto fare decisamente meglio qui Pinamonti, che aveva lo spazio per calciare. Bajrami dentro Pinamonti, la gira, sul secondo c'è Mateusz Henrique, solo esterno della rete. Intanto Maxime Lopez, Loriante mette sul secondo palo per Pinamonti, che manca ancora una volta il contatto con il pallone. Diciamo non il miglior avvio della partita per Pinamonti. Il giocatore sicuramente su il Wolfsburg fa affidamento. Intanto Wind riesce a bucare Consigli, la mette sul palo del portiere con il sinistro, preciso, e dopo la partita contro lo Spezia sblocca anche la partita contro il Sassuolo. 1-0 per il Wolfsburg, bel gol di Jonas Wind. Kaminski dentro il pallone per Filip, che la calcia però sul fondo. Loriante, 1 contro 1, è veloce Loriante, va via, bella finta, Loriante, palo! Che giocata di Armand Loriante. Bajrami trova un buono spazio, Bajrami potrebbe anche calciare, Bajrami piazza all'angolino, 1-1 del Sassuolo, si fa 30 metri, palla al piede Nedim Bajrami e pareggia la partita. Nessuno del Wolfsburg lo attacca e lui la piazza proprio lì dove non può arrivare Schulze. Largo Loriante, Missori, veloce, va via, Missori, gran giocata, Missori dentro, cerca anche il gol, arriva il calcio d'angolo, il piede di Schulze, personalità per Missori. Pallone che arriva a Kaminski, profondo, tentativo per Pejcinovic, Consigli, calcio d'angolo. Intanto Mulattieri con il bel taglio, poi De Frel arriva a rimorchio, sfiorato il 2-1 per il Sassuolo. Lo Seid, Mulattieri ha spazio, dentro c'è De Frel, Mulattieri dentro, Schulze. 90esimo, è finita, pareggio tra Wolfsburg e Sassuolo, i gol di Wind e Bajrami tutti nel primo tempo.